I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di un'articolata attività di indagine, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri nei confronti di 3 persone indagate per le ipotesi di reato di associazione per delinquere, sostituzione di persona, falso ideologico, falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, possesso e uso di documenti di identificazione falsi in relazione a una serie di truffe commesse nel settore delle compravendite immobiliari. L'indagine nasce dalla denuncia di un proprietario che, scorgendo all'esterno della proprietà un cartello per l'inizio dei lavori di ristrutturazione, si è insospettito e ha constatato attraverso una visura catastale che l'immobile era stato alienato più volte a terzi acquirenti. L'operazione, denominata Case di Carta della Compagnia di Velletri, condotta anche attraverso attività tecniche, ha consentito di ricostruire il modus operandi di un'associazione per delinquere che, avvalendosi delle proprie capacità professionali nel settore, individuava e acquisiva la proprietà di diversi appartamenti, terreni e casolari della provincia di Roma, alcuni dei quali appartenenti a personaggi di spicco della nobiltà romana, attraverso la produzione di finti preliminari di vendita ultraventennali. L'azione del sodalizio non ha risparmiato neppure beni di proprietà dello Stato per assenza di successori legittimi dei defunti proprietari. Gli indagati, in alcuni casi simulando con false scritture preliminari di vendita retrodatate l'avvenuto su capione, hanno fatto ricorso all'istituto della mediazione per poter redigere atti che ne attestassero la finta proprietà, successivamente ratificati da un notaio con studio nei Castelli Romani. In altri, invece, i professionisti della truffa si avvalevano di complici che, con l'utilizzo di documenti di identità falsi, si sostituivano ai reali proprietari, nonché della collaborazione di prestanomi. I reali proprietari, ignari di tutto, si sono visti espropriati dei propri beni perdendo qualsiasi titolo su di essi e diventando così di fatto degli estranei in casa propria. Per gli immobili fraudolentemente acquisiti, che venivano infine venduti o affittati in modo regolare a controparti inconsapevoli, il GIP ha disposto il sequestro preventivo. Sottoposti a misura cautelare una collaboratrice dello studio notarile e 2 professionisti del settore immobiliare, che avevano il compito di individuare gli immobili, predisporre gli atti e reperire soggetti per effettuare le operazioni.